Lo spunto per la conversazione parte dalla recentissima notizia del razzo cinese che si è disintegrato vicino al largo delle Maldive, quindi paura cessata. Rimane però un sottoattacco, tra virgolette, da parte della città di Padova. In che senso? Torniamo indietro nel tempo, al 1968, quando il famoso regista Stanley Kubrick ha firmato quel fantastico film, fantastico sia perché è bellissimo sia perché è di fantascienza, che si intitola appunto 2001 Odissea nello spazio. La prima scena memorabile con la musica, un poema sinfonico di Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, è rimasta così per sempre e rimarrà per sempre nella memoria degli appassionati di cinema. Esiste anche un romanzo, per lo stesso nome ovviamente, 2001 Odissea nello spazio, dello scrittore inglese Clarke, Arthur Charles Clarke per esattezza, il quale ha scritto centinaia e centinaia di libri di fantascienza hard, ovvero fantascienza plausibile. Lui era documentatissimo per quanto riguarda la scienza, e uno, Incontri con Rama, che ha avuto in questo un grandissimo successo, riguarda proprio la città di Padova. In che maniera? Lui sostiene che, parentesi, il romanzo è stato scritto nel 1972, quindi in epoca non sospetta, sostiene che l'11 settembre, guardate giorno e mese, esattamente come la tragedia delle Torri Gemelle, l'11 settembre del 2077, quindi manca ancora tempo, Padova sarà distrutta da un asteroide. Sarà distrutta anche Verona e sprofonderà nella laguna Venezia, praticamente tutta la Valle Padana sarà cancellata dalla storia. Ora, io sarò assente giustificato chiaramente, perché altrimenti avrei attorno ai 125 anni, però voglio vedere cosa, ci sono anche degli spettatori, telespettatori che al 2077 arriveranno tranquillamente e non saranno pochi. Ecco, sarei curioso, ma non so come, mi informerò dal cielo di sapere come andrà a finire.